Bentornati a Momento Critico, il programma che analizza i film, i grandi classici, in una modalità tutta nuova e coinvolgente grazie al nostro protagonista, il critico cinematografico Vianeo da Mestre. Ciao Cocco, ciao amore! Ciao Cocco, ciao amore e ciao soprattutto bambini, perché questa puntata è dedicata a voi, perché questa sera parleremo di un grandissimo film, La carica dei 101, trama di questo grande classico della Disney. E ora, che sei una femmina cattiva e drogata che cerca di inseguire 101 cuccioli di dalmata per scuoiarli e farsi una pelliccia. Sì, Ma sti 101 cuccioli di dalmata in scampa. Sì. Ma fuori al freddo e il gelo patiscono il freddo e il gelo e noi cagnaca da mangiare e da bere, inseguiti da chi? Da due malviventi che vuol ciaparli e coparli. Ma la femmina drogata e cattiva, andando in cerca di questi 101 cuccioli di dalmata, finisce qua macchina giù da un dirupo e ha un incidente mortale. E così i cuccioli si salva. Scusi, certo che vista così è un po' cruda la faccenda, è critica. Riassumiamo. E ora vedi, due personaggi già noti alle forze dell'ordine. Sì. Poi che sì, una vecchia drogata e cattiva già nota al CERT, probabilmente. non credo. Poi che sì, una strada dove non che sia un guardrail e lì si rischia di finire giù e fare un incidente mortale. E poi sti poveri cuccioli che vanno in giro, no, senza acqua, senza cibo, al freddo e al gelo. Complimenti! Bravo! Che spensieratezza, ma che poesia incredibile con i penotti, mamma mia, guardiamolo tutti insieme la notte di Natale. Se lo dice così però, scusi. No, mia notte di Natale come fioio, guardo un altro film, Hannibal Lecter, che fa manco traumi, ascoltimi mie. Vabbè, finiamola qua, grazie al nostro Vianeo da Mestre e torneremo in compagnia un'altra volta con Momento Critico. Incredibile, che questo film così, ma guarda, Dario Argento a confronto e Parvin Bum Bam. Dai. Che roba sta dicendo? Salve guru, illuminaci con le tue parole. Illuminaci. Ama tutti gli animali. Se ad esempio il vostro armadio è infestato da tarme e tarli, fate come me, stringete con loro un rapporto di amicizia. No, questo ha fatto amicizia coi tarli e quei tarme. Certo, Forse... esco sempre con loro e infatti adesso i tarli vago catarli e tarme vien catarme. Che forte. Il San Francesco d'India. Ma Piemona da Padova. Marco, porta rispetto, scusa. Ricorda, se compri le pastine perché sei ospite a cena da qualcuno, non comprare mai quelle con il mandarino perché nessuno le vuole e rimangono sempre là. Che consiglio di vita sei? Scusa, ti piace quello col mandarino? No. E Assola? Ora vedi tu. Tutti Assola. Ora tutti a Ma che guarda 150 euro per come dire questa roba qua? Ma aveva ragione. E ora, consiglio del giorno. Quando l'aria si fa pesante e ti senti soffocare, fai come me, abbassa poco a poco il finestrino. Questo lo spero sai in macchina. Marco, sta